Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Veneto 1 con voi, ben ritrovati da Mattia Zanardo. Per tanti studenti in Veneto, in tutta Italia e non solo, sono ormai iniziate le vacanze estive, tanti altri invece sono ancora impegnati in questi giorni, in queste ore, negli esami, gli esami di licenza media, gli esami di maturità. La scuola però, dobbiamo dirlo, in questi ultimi anni è balzata agli onori delle cronache, soprattutto, prevalentemente, per episodi, come dire, ben poco commendevoli, episodi di bullismo, litigi, aggressioni addirittura da parte di studenti o genitori agli insegnanti. Ecco, una scuola insomma che indubbiamente vive un momento difficile, viene messa anche in discussione nelle sue finalità e nelle sue metodologie, ma è possibile però magari anche un altro tipo di scuola in cui invece si possa procedere a uno scambio armonioso tra chi insegna, chi impara e tra tutto, insomma, questo corpo di studenti, docenti. Ecco, un nuovo metodo educativo punta proprio a questo. Noi ne parliamo con chi l'ha creato, l'ha ideato e ora lo sta promuovendo anche in Italia. Trevigiano, Valentino Giacomin, che è qui il nostro ospite, ben trovato. Grazie. Alice Project Universal Education si chiama il programma che lei ormai da molti anni sta sperimentando sul campo e ha sempre più, possiamo dire, anche raffinato. Ora ha condensato in qualche modo la sua esperienza anche in un libro, eccolo qui, questo manuale di etica universale, appunto per insegnanti e genitori. Terra Nuova edizione, ne parleremo, ma prima insomma di entrare nel vivo dell'argomento di questo nostro speciale, di questo nostro approfondimento, Valentino Giacomin, io vorrei chiederle di riassumere un po' anche la sua storia, anche la sua storia personale, insomma, da cui poi muove anche tutta la sua attività. Allora, sono nato in un paese della provincia di Treviso, a Zerobranco, da una famiglia povera di agricoltori, eravamo 6 fratelli e quindi a contatto con le difficoltà della vita fin da piccolo, e diciamo con la povertà. Questo vivere povero mi ha portato anche ad avere un certo tipo di modo di pensare, una certa mentalità, che non è stata quella di dire diventerò ricco, sarò diverso, ma il mio pensiero è che io aiuterò la gente come me a soffrire meno. Questo è stato sempre il mio pensiero. Ecco, quindi la difficoltà è stata uno stimolo per la mia vita. Ho studiato come magistrali, poi ho vinto il concorso, ho lavorato prima come operatore con ragazzi in difficoltà della provincia di Treviso per un anno. È stata un'esperienza molto interessante e quindi ho cominciato così il percorso nel campo dell'educazione. Poi sono entrato nella scuola, mentre ero nella scuola ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che mi hanno stimolato a fare un lavoro nel sociale, quindi ho lavorato per molto tempo come nel campo dell'educazione per gli adulti. Ho partecipato a numerosissimi corsi di specializzazione con il CECAT, non so se voi forse mai di Castelfranco, con Sartor. Erano eccellenti a livelli di professionalità veramente incredibili, lavoravano per un'agricoltura diversa, colta, e quindi veramente un'esperienza favolosa. Accanto a queste scuole che avevo, non so se ci sono ancora, avevano aperto questi centri di formazione, quindi di psicologia sociale, di pedagogia, veramente all'avanguardia. E per diversi anni ho partecipato e ho anche operato poi nei paesi, quindi con gli adulti, con i giovani. Nel frattempo insegnavo e poi ho cominciato anche l'attività di giornalista. Il primo giornale con il quale ho collaborato
è stato di nascosto, facevo le croniche per il Gazzettino da Zero Branco e lavoravo per un altro, a me non mi interessava il nome, ma interessava che venisse pubblicata la notizia, no? Ed era una grande soddisfazione vedere che era stata pubblicata. Poi ho lavorato per La Vita del Popolo, un giornale al quale io devo solo diciamo, levarmi il cappello, perché mi ha permesso di esprimermi senza nessuna censura. Mi ricordo Bordin, che poi doveva sempre mediare con altri articoli un po' meno spinti di quelli che facevo io, ma era veramente una forma di giornalismo signore. E quindi devo solo ringraziare La Vita del Popolo, che poi ho lavorato per l'Avvenire come corrispondente. Poi sono passato, c'è stato Treviso 7 giorni, quindi ero redattore di quel giornale, quindi facevo di poche attività e non ho mai abbandonato il sociale, quindi facevo l'insegnante, poi il lavoro sociale e il giornalista. Un aneddoto, penso di essere stato il primo, o per carità non mi sto affatto vantando, non mi interessa proprio niente, però lo dico perché è storia, è stato il primo di aver scoperto all'inizio il grande problema della droga. Erano i tempi in cui la borghesia trevigiana nascondeva tutto e io scrivevo: guardate che c'è questo problema. Allora i ragazzi si drogavano con l'efedrina, erano droghe tirate fuori, diciamo, dallo sciroppo, quindi droghe povere, però estremamente pericolose. E io facevo servizi, però anche intervenivo consigliando quello che potevo fare. Non facevo solo il giornalista, diciamo, non puoi stare con le mani in mano di fronte. Anche nel giornalismo. Era un po', sì, è quello che ho sempre fatto. E mi ricordo un episodio, una notte mi svegliano, mi chiamano, mi svegliano dal letto e mi chiedono: abbiamo bisogno di te, no? Cosa è successo? Un ragazzo di quelli che io conoscevo c'era fatto non so cosa aveva preso, una overdose, insomma era morto. Non è andato, non so, hanno chiesto aiuto a nessuno, sono venuto a casa mia, un certo Leoni si chiama, caro ancora il cognome, e lì erano gli inizi. Allora mi ricordo che hanno organizzato mi pare il comune, non so chi, un convegno per discutere per la prima volta ma discutevano, io sostenevo che c'era, le altre hanno organizzato il convegno per dire che tutto era buono e tutto era bello alla Trevigiana, vecchia Trevigiana, con tutto rispetto, che è una bellissima città, però a volte troppo oscurata. Un po' di ipocrisia. Sì, no, non uso questa parola, però a quei tempi sì, è stato molto difficile. Comunque sono venuti da me. Ora, lì vogliono dire che non c'era, invece c'era. Mi ricordo che ho presentato addirittura una relazione all'assessore provinciale allora, non mi ricordo il nome, che era pure direttore didattico, dove gli davo dei consigli su che cosa fare, e fra i consigli era: facciamo delle comunità dove questi ragazzi e ragazze possono avere un modello di vita diverso, perché la genesi del disagio era familiare, che si trasformava poi, insomma sono cose normali, quindi le droghe eccetera. E ho trovato quantomeno ascolto. Battistella mi pare si chiamasse, provo a verificare, penso mi viene pure la memoria dopo tanti anni. E io da solo ho fatto la prima comunità, l'ho fondata, è durata una settimana. La comunità però è durata una settimana perché non avevo nessuna protezione, la questura mi conosceva perché lavoravo per il giornale, ma ci volevano coperture. Insomma, un padre, mi ricordo, che era pure carabiniere, ha fatto un casino da morire, insomma l'ho chiusa, però erano i tempi in cui, diciamo, eravamo all'avanguardia, e quindi ho siponito leggendo i segni dei tempi. Così è stata per la scuola, di cui parlerò dopo. Quindi ho lavorato come giornalista. Cosa è successo? Ho abbandonato la scuola quando mi hanno chiesto di dirigere un settimanale Nord-Est di De Michelis. Ho chiesto un anno di aspettativa, poi il secondo anno follemente ho dato le dimissioni, pensando di dedicarmi a tempo pieno alla carriera giornalistica, e dopo un anno ho chiuso il giornale e io mi sono trovato, tra l'altro poi era un giornale, non so se lo conoscevi, non era un giornale pacifico, era un giornale un po' di opposizione, quindi di attacco, avevamo diverse querele e che io come direttore me le dovevo assorbire, quindi senza l'appoggio, sostegno economico, insomma è un periodo molto brutto per me. Vabbè. Certo. E quindi
E quel periodo lì mi ha portato a fare delle riflessioni sulla vita, sull'esistenza. Probabilmente era anche un po' un periodo in cui c'è stata un po' di depressione, chiaro. E però mi è servito molto, perché sono andato all'ospedale e mi ricordo, se parlo troppo fermami, mi ricordo che ho visto una persona, un anziano che stava morendo, e chiedo all'infermiera, era su una stanzetta da solo, e c'è la fase della morte, c'è il respiro che comincia a diventare irregolari, quindi lunghi respiri, poi difficoltà nell'uscita, no? E io ho chiesto all'infermiera, ho detto, ma soffre? E dice, no, è in coma. Boh, dico, ma che ne sa lei se soffre o no? E mi è venuto questo dubbio, e ho detto, ma se io mi trovassi in quella situazione lì, l'infermiera mi dice che non soffre, non c'era neanche un cane attorno a lui, dico, e chi mi aiuta? E allora mi è venuto in mente, dico, ma lì devo trovare delle risorse dentro di me, no? E allora questo mi ha spinto a dire, che cosa posso fare? Mi è venuto in mente la parola yoga, chissà perché yogi, no? Yoga. E allora ho cercato, c'era l'Espresso, c'era una rubrica le vacanze speciali, e che indicavano dove potevo andare, fare corsi, eccetera. L'ultimo che era rimasto, perché eravamo verso settembre, mi ricordo, era un corso nella provincia in Toscana. A me non mi interessava cosa, e sono andato a questo corso. E questo corso era una roba spaventosa, c'era un prete, un monaco buddista che parlava di inferni terribili, sai, Dante, tutte le descrizioni di inferni di Dante. Gironi infernali. Tanti inferni di diversi tipi, no? Ma io dico, e ridevo, no? E poi sono andato fuori, mi ricordo, durante una pausa, e sono scattato, dico, ma i cristiani ne hanno uno solo di inferno, non è che rimanga con loro, no? Da dove ho trovato tutti questi inferni? E lui mi dice, molto calmo, dice, guarda la tua mente. E lì è stata la parola chiave, che ho capito che tutti quegli inferni di cui parlavano erano stati mentali. Da lì c'è stata una svolta, e appunto siamo arrivati, insomma, anche una svolta di vita, con poi una svolta di vita dovuta a una svolta di comprensione. Da lì, questo poi appunto proseguendo negli anni, lei si è trasferito proprio in India. Ecco, allora diciamo che da quella svolta poi sono tornato a insegnare e ho continuato a studiare, e ho deciso di mettere nella scuola quelle intuizioni che avevo trovato, che avevo sperimentato, no? E quindi ho cominciato il percorso, tornato a scuola, proponendo agli studenti quelle risposte che io stavo cercando, e anche facendo un percorso accompagnandosi a vicenda. E così è nato il progetto Alice, trovare delle risposte a quella domanda che mi sono posto allora: chi ci può aiutare? E quindi solo dentro di noi possiamo essere aiutati. E così è nato il progetto Alice. Poi, dopo finita la scuola, mi sono andato in pensione, abbiamo sperimentato per 7 anni il progetto qui a Treviso, con il permesso legalmente, che è il permesso del collegio docenti, quindi la prima sperimentazione ufficiale è stata fatta qui. Poi sono andato in pensione, sono andato a lavorare a tempo pieno al giornale, ho incontrato Dalai Lama, gli ho chiesto cosa posso fare nella mia vita, e lui ha detto, devo cercare, devo controllare. Dopo 3 giorni lo rincontro e mi dice che per 3 volte è uscito nelle sue ricerche che se mi fossi dedicato all'educazione era 3 volte eccellente, e dice così, vieni in India e continui a fare il tuo lavoro nel campo dell'educazione. Così sono finito in India. In India, dove adesso c'è questa scuola, insomma comunque ci sono oltre 1.000 studenti, 1.300 studenti. Abbiamo 3 scuole in 3 diversi stati, quindi circa più, adesso 1.300 studenti, dalla scuola materna all'università, perché abbiamo pure l'università di Sanscrito. E niente, lì abbiamo messo in pratica questo progetto sia dal punto di vista cognitivo, le materie, ok, non c'è un problema, però abbinato anche, poi ne parleremo, abbinato anche a questo percorso formativo. Infatti, insomma, questo metodo in cosa consiste? Ecco, l'ho già accennato prima, a trovare delle risposte a queste domande che vengono da dentro, quindi fino a
diciamo, finora agli studenti cosa gli chiediamo, quei provi invalsi? Quanto fa 2 più 2? Quanti sono? Come si chiama il Monte Tot? Chi è? Vabbè, ma questo qui cosa vuol dire? Però ci sono altre risposte che sono molto più importanti di quelle, che sono risposte da dove nasce un pensiero, dove va a finire, cos'è un'emozione, perché sono triste o perché sono gioioso, qual è il fine della vita. Queste forse sono le domande più importanti a cui dobbiamo rispondere, che l'Invalsi non prende in considerazione. E se non diamo, e questo noi abbiamo sperimentato, se non diamo risposte a queste domande, allora il prezzo che dobbiamo pagare è quello che vediamo oggi. Infatti qui i risultati invece lei dice I nostri risultati si vedono, sia sul piano del profitto, ma anche e soprattutto del comportamento, come si chiamava un tempo. Sul piano del comportamento, e sono verificabili, non è che ce le possiamo inventare. Quindi li possiamo confrontare con diciamo, la situazione che è, diciamo, qui nei nostri paesi, ma diciamo nell'Occidente in generale, ma anche in India adesso. E quali sono questi risultati? Sono appunto all'opposto. Se qui ci sono problemi di disattenzione, di bullismo, di indisciplina, lì non ci sono, ma statisticamente non ci sono. Infelicità, io di bambini depressi che hanno bisogno di pastiglie, veramente, in 25 anni che sono lì non ho mai portato un bambino al pronto soccorso, perché hanno litigato. Non ho mai visto un litigio non l'ho mai visto tra bambini. Sì, eppure appunto sì. La situazione magari lo vediamo insomma spesso, anche delle cose non è così semplice insomma in quelle regioni. Posso segnalare cosa succede qui. Mi ricordo solo, ad onore di avere un episodio, avevamo una suora cristiana che ci stava dando una mano a insegnare e mi ha detto che c'è stato un conflitto fra 2 ragazzi alla scuola superiore. E non so se gli ha dato si sono spinti, insomma, no, non una cosa gravissima. Allora mi ha detto la suora, io ho chiamato i 2 e gli ho detto, dice, lui cosa ti ha fatto? Dice, mi ha dato. Allora lei gli ha detto, era una provocazione, dice, senti, tu rifaglielo, reagisci, fai come ha fatto lui. Il ragazzo ha risposto, questo me l'ha detto la suora, dice, madre dice, ma come posso fare una cosa del genere nel tempio della conoscenza? Queste sono le parole. Come posso fare una cosa del genere nel tempio? Ecco, questo è un po' Alice, che cerca di dare dei valori, ma che fanno cambiare dentro. Cerca di farli uscire forse questi valori magari che sono certo, all'interno. Abbiamo tutto dentro, abbiamo la luce e abbiamo l'ombra. L'ombra dobbiamo prima riconoscerla. E quando riconosciamo l'ombra, se riconosci l'ombra, capisci che viene dalla luce o no? È questo che noi vogliamo fare. Quindi dall'ombra, quindi dalla negatività, scoprire che c'è un valore. E quindi fare del male, tra virgolette, andare all'origine che è la luce. E quindi dall'ombra, dal dark, come si dice, alla luce. Poi la luce possiamo interpretarla come vogliamo, può essere il tuo Dio, può essere, capito? Certo. Non importa, è luce, che è saggezza, bontà. Insomma, questo metodo che, come dicevamo, ha suscitato anche l'apprezzamento del Dalai Lama, di Richard Gere, che so che appunto anche lei conosce, insomma anche personalmente, è venuto anche a trovarvi, a vedere insomma come operate. Ecco. E ora avete già cominciato a sperimentarlo anche qui, tornato in qualche modo a casa, sì. Qui in Italia, dove magari le condizioni sociali per certi versi sono migliori ovviamente di molte regioni dell'India, ma dove dicevamo anzi forse proprio per questo anche la scuola sta soffrendo in questi ultimi anni. Diciamo che la scuola sta raccogliendo quello che ha seminato. Se non sono accuse, se si fosse posta almeno l'interrogativo 35 anni fa, quando siamo partiti nella scuola pubblica, e avesse analizzato di più le proposte che noi facevamo, perché siamo partiti proprio da una constatazione di problemi della scuola e quindi abbiamo cercato di dare risposte, forse non si troverebbe in questa situazione. Sono andati in una direzione totalmente opposta ti garantisco, puoi registrarlo e poi vedrai, mi riascolterai fra 5 anni, tu vedrai che di sicuro
saranno aumentati i problemi, l'indisciplina, le depressioni, i suicidi, gli incidenti, l'aggressività. Te lo posso registrare, te lo posso sottoscrivere, perché non c'è dubbio. È come dire, se tu fumi un pacchetto di sigarette al giorno, 2, 3, ti verrà di sicuro il cancro. Ecco, noi abbiamo un tumore da un punto di vista educativo. O facciamo qualcosa per rimediare, oppure veramente non c'è speranza. Non sto dicendo che il metodo di Alice è il migliore, sto dicendo che se non prendete in considerazione il percorso proposto da Alice, quindi l'integrazione degli aspetti, i valori che abbiamo dentro, le insegnanti non possono pretendere di avere dei risultati. Quindi oggi la scuola in Italia sono disperati e quindi hanno provato di tutto, e alla fine proviamo anche Alice, se no non mi avevo mai chiamato. Dove lo state sperimentando? Ho trovato una preside molto brava, veramente molto brava, ha 1300 anche lei studenti nel suo istituto, a Tavernelle in provincia di Firenze, zona ricca, molto benestante. E lei si è innamorata. Ho fatto una conferenza, mi hanno chiamato a fare una conferenza con una pediatra del paese e si è subito entusiasmata perché aveva la situazione nella sua scuola. Poi ho saputo le statistiche che aumentano i disagi, cioè scuola elementare e media, penso un po' tutti, no? Che così hanno cambiato rispetto ai miei tempi. E niente, aveva proposto di fare un training agli insegnanti e siamo partiti. Non stanno sperimentando tutto, però i piccoli passi che hanno fatto hanno già dimostrato che veramente dei cambiamenti. Quindi sono 3 anni fa siamo partiti, ho già fatto 3 corsi, quest'anno sono tornato, mi hanno chiamato in tutte le classi, quindi ho fatto interventi diretti e spero che partano. Ecco, l'esperimentazione, quello che è in atto è monitorato dall'Università di Firenze, quindi stanno cercando di fare le cose serie, e ho proposto che venga una classe di volontari che però facciano tutto il progetto, dall'inglese all'italiano, cioè nella sua totalità. Questo è proprio un metodo didattico che comprende è completo, tutte le materie, è completo, sì. Poi naturalmente si seguono i programmi ovviamente. E devono fare anche bene all'esame, perché sennò i genitori dicono vabbè, saranno che buoni, ma io ho bisogno. Ecco, noi puntiamo molto ma il risultato, e questo è il discorso, se noi lavoriamo da questa parte facciamo gli studenti sereni, riescono ad avere attenzione, tutta quell'attenzione, la concentrazione, poi la trasferiscono nello studio, non è l'opposto. Quindi alla nostra scuola materna, no, adesso ti darò i video, magari puoi far vedere. La nostra scuola materna, i bambini quando arrivano sono come tutti i bambini normali, urlano, gridano, sputano, rubano perfino. Bene, io te lo voglio vedere dopo 3 mesi. Tu passi davanti all'aula, devi aprire la porta per vedere se ci sono dentro. Quindi il lavoro da fare sono lavori di preliminari sull'attenzione, sulla concentrazione. Poi puoi fare, tu non sai quanto possono imparare. Tu vai lì, parli. Ti racconto un aneddoto, poi puoi tagliare. C'era il prete, siamo andati durante Natale, abbiamo chiesto al prete cattolico di venire a spiegare il Natale agli studenti. E questo qui dice, vengo, però dice, mi possono ascoltare per 10 minuti? Era abituato a magari, gli ha detto io, vieni pure, dico, io penso che 10 minuti. Bene, ha parlato un'ora, non c'è stato una mosca che volava, e dopo un'ora i ragazzi era come se tu avessi registrato, hanno ripetuto tutto quello che ha detto, non ce n'era uno che muoveva la testa. Ecco, questo è il risultato non della nostra bravura, è il risultato di questo lavoro che tu fai con te stesso. È il sogno di moltissimi insegnanti, ma insomma un sogno possibile. Esatto. E anche proprio per questo, perché non rimanga, come dire, una esperienza isolata, lei ha voluto scrivere anche questo libro. Tra l'altro di recente, insomma, è stato ospite anche della Regione Veneto, del Comune di Treviso, proprio anche per presentare l'iniziativa e l'esperienza. Ecco, qui c'è un po' il percorso che noi suggeriamo
agli insegnanti, se vogliono, c'è la parte, è accennata la parte teorica, no? Su che basi, e poi come fare, cosa fare, perché l'insegnante alla fine dice sì va bene, tu parli di compassione o parli di attenzione, ma come possiamo fare? Ecco, questo è un libro, quello che noi facciamo nelle nostre scuole. Per gli insegnanti e anche per i genitori, Giacomini, bisogna lavorare anche sulle famiglie. Ecco, i genitori secondo me dovrebbero farlo su se stessi, perché se chi ha figli dovrebbe saperlo, è inutile che tu faccia predica a tuo figlio. La maestra sì, cioè loro dalla maestra accettano certe cose, ma non dal genitore. Il genitore serve l'esempio. Esatto, bravo, l'hai detto. No, se il genitore vuole che il figlio diventi, che so, religioso, recita tu il rosario. Forse è proprio anche su questo che si è rotto, insomma, quel patto tra scuola, famiglia, genitori anche nella nostra società, e da lì appunto derivano i tanti problemi che però insomma... Perché il processo di divisione è continua, divisione esterna, diviso le materie, la specializzazione e la divisione interiore. Questo è per cui siamo schizzati, diviso le emozioni, diviso l'io, il corpo diviso dalla mente, quindi problemi con il corpo, problemi con la mente. È la divisione che continua, invece dobbiamo cominciare a riunire. Infatti religione significa religio, mettere insieme. E insomma, una scuola del sorriso, come abbiamo voluto intitolare, come è stato chiamato anche, insomma, proprio questo progetto, questa esperienza, è possibile ritrovare il sorriso. Lo assicuro io, è possibile. Cominciate adesso, non domani. Da subito a lavorare, come si diceva, su se stessi, innanzitutto, prima ancora che sui libri, magari. Sì, ma fatelo. È troppo tardi, mamma mia. Non lo so cosa devo dirle. Grazie a Valentino Giacomin per averci presentato questa sua esperienza, questo Alice Project Universal Education, insomma questa scuola del sorriso che poi porta anche così buoni risultati accademici. Grazie per essere stato con noi. Namaste, come dicono gli indiani, che significa unire cuore e mente. Grazie ancora, con questo augurio che accettiamo ben volentieri e giriamo a tutti i nostri ascoltatori, a chi ci sta seguendo, anche da parte mia il ringraziamento per essere stati insieme a noi e l'invito ai prossimi appuntamenti, ai prossimi approfondimenti, sempre sui canali video e sui 97 e 500 di Veneto 1. Grazie, a presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.